grande saluto a tutti. Eccoci qua nuovamente per richiamare ancora una volta la vostra attenzione in questa estate del 2024 sulla grande, forse ultima opportunità di contribuire in prima persona, proprio personalmente, alla raccolta delle firme referendarie per alcuni nuovi referenda contro l'attuale legge elettorale politica Rosatellum bis ter, che è fortemente sospettata di incostituzionalità. Si tratta di 4 quesiti statali abrogativi che abbiamo già illustrato in un video come dire, divulgativo su questa possibilità che come al solito vi segnalo qui sotto in descrizione, vi ho già linkato. La campagna referendaria è appena partita, in realtà siamo nella fase iniziale di quella che è questa iniziativa referendaria, per cui il comitato promotore, il comitato per la rappresentanza, è un comitato di livello statale che è assolutamente trasversale dal punto di vista politico, e raccoglie varie associazioni insomma di vario tipo, oltre a diverse personalità. Ha aperto il proprio sito internet, che vi ho sempre linkato in descrizione anche questa volta. E qual è la novità? La grande novità è che finalmente sono disponibili sempre a partire dalla home page del sito istituzionale del comitato referendario, del comitato promotore di questi quesiti, le nuove firme digitali gratuite addirittura. Molti che non sono digitalizzati si stanno rivolgendo in questo periodo estivo ai comuni sul loro territorio presso gli uffici anagrafici, gli uffici elettorali, presso insomma gli sportelli dell'anagrafe dei loro rispettivi comuni di residenza anagrafica. È chiaro che per chi non ha la carta di identità elettronica o per chi non ha lo SPID, diciamo una soluzione per aderire a queste meritorie iniziative che ci sentiamo di sostenere ancora una volta è andare presso il comune di residenza. Per chi invece ha la disponibilità della carta di identità elettronica, della cosiddetta CIE, oppure di uno SPID, per chi è digitalizzato e ha forme di autenticazione forti, il consiglio che vi do, anche per questo ho pensato a questa nuova diretta divulgativa, il consiglio che vi do è di cliccare sul sito del comitato referendario che vi segnalo ancora una volta e andare a cliccare sul pulsante firma gratis online che trovate nella home. Seguite il percorso di firma, vi chiederanno diciamo le credenziali informatiche per l'autenticazione sul sito del Ministero della Giustizia, che andrà a certificare digitalmente la vostra identità, e potrete così aderire online a costo zero, gratis, risparmiando anche tempo a questa meritoria iniziativa, che ha bisogno di un sostegno
popolare sempre più largo, per cui diffondiamo questo video, facciamolo girare assieme a quell'altro che già cercava di fornire, di dare a tutti un'infarinatura quantomeno sommaria, sintetica, divulgativa, insomma, di quelli che sono i 4 quesiti referendari. Io adesso per questioni logistiche non sto qui a ripetere quanto ho già detto. Si tratta di salvaguardare la democraticità dell'ordinamento costituzionale, di garantire la effettiva rappresentatività del corpo elettorale all'interno delle istituzioni e come dire, di riconsegnare la sovranità popolare ai singoli elettori.